Bomba sul mercato. Il destino di Victor Osimhen, uno degli attaccanti più temuti d'Europa. Si allontana sempre più dalla Premier League e si avvicina all'Arabia Saudita. Secondo l'esperto di Footmercato Santi Auna, l'Al Hilal è in testa alla corsa per il numero 9 del Napoli e le trattative con il giocatore sono già in corso. Se si concretizzerà, questo trasferimento potrebbe diventare uno dei più significativi della storia recente del club partenopeo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la fine di un'era si avvicina e il futuro del Napoli potrebbe cambiare radicalmente. Victor Osimhen è in gran forma al Galatasaray, dove sta giocando l'ultimo scorcio di stagione da capocannoniere e protagonista. Ma, contrariamente a quanto molti si aspettavano, nessun club della Premier League ha ancora formalizzato un'offerta. Chelsea, Manchester United e Liverpool hanno fatto delle richieste, ma si sono tirati indietro a causa dei costi da sostenere, sia per la clausola rescissoria di 75 milioni di euro che per lo stipendio milionario del giocatore. Ed è proprio qui che entra in gioco l'Al Hilal. Il club saudita, che ha già ingaggiato giocatori del calibro di Neymar, Malcolm, Koulibaly e Milinkovic-Savic, vuole fare di Osimhen il suo nuovo volto offensivo. Secondo Santi Auna, i colloqui tra il giocatore e il club sono avanzati e il nigeriano è interessato alla proposta, che comporterebbe uno stipendio astronomico di oltre 30 milioni di euro a stagione. Una cifra impossibile da eguagliare per qualsiasi club italiano e difficile anche per i giganti inglesi. Questo possibile cambio di rotta per Osimhen solleva profondi interrogativi sul progetto del Napoli. La partenza del capocannoniere costringerà Giovanni Mann e Aurelio De Laurentiis ad agire con precisione chirurgica sul mercato. Il club ha già messo gli occhi su nomi del calibro di Jonathan David, Lookman e Zirkzee, ma nessuno di loro al momento ha l'impatto immediato che garantisce Osimhen. È importante ricordare che, anche se la clausola di 75 milioni di euro è valida solo per l'estero, De Laurentiis vuole negoziare bene e in modo strategico. L'Al Hilal ha già fatto sapere di essere disposto a rispettare le condizioni e a garantire anche bonus per le prestazioni e gli obiettivi, che potrebbero portare il valore finale dell'operazione a cifre stratosferiche. Se il trasferimento si concretizzerà, sarà la fine di un ciclo glorioso. Osimhen ha avuto un ruolo centrale nella storica vittoria dello scudetto del Napoli, e il suo nome è già eterno tra i grandi idoli dei tifosi. Ma il calcio è dinamico e le nuove epoche richiedono nuovi protagonisti. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Osimhen debba accettare l'offerta dell'Al Hilal? O dovrebbe aspettare la Premier League per continuare la sfida sportiva ai massimi livelli? E chi vorreste vedere come nuovo numero 9 di Maradona? Commentate qui sotto, condividete con altri tifosi e, ovviamente, lasciate un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a ricevere le notizie più calde e affidabili dal nostro glorioso Napoli.